Noi voltiamo pagina, andiamo a 943 anni fa, il 3 aprile del 1077, il giorno di nascita dello Stato patriarcale di Aquileia. La festa della patria del Friuli, in programma quest'anno nel Salone del Parlamento di Udine, è stata rimandata al 7 giugno per l'emergenza coronavirus. Una ricorrenza comunque celebrata nelle case e nei terrazzi. Sono centinaia i cittadini che hanno risposto all'appello dell'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, e hanno inviato una foto con la bandiera gialla e blu dell'Aquila. Le immagini sono pubblicate sul sito arlef.it e provengono dalla regione, ma anche da tanti friulani residenti nel resto d'Italia e all'estero, e sono accompagnate da messaggi di orgoglio, di speranza e di saluto. Per l'occasione è stato anche pubblicato il nuovo video dell'Inno del Friuli che vedete in queste immagini e che ha già quasi 10.000 visualizzazioni su YouTube e 1.500 condivisioni su Facebook.